Mi chiamava in questo modo. Psicologicamente mi ha uccisa. Un collega arrivato dopo di me ha guadagnato subito di più. Ho perso molti soldi. Nasce il mio secondo figlio e qualche settimana dopo vengo informata che al mio rientro dalla maternità mi avrebbero licenziata. Mi hanno bloccato tutto dopo la nascita di mia figlia. Si può calcolare quanto ho perso. 5 milioni di franchi. Mi hanno tolto 25 anni di vita professionale. Succede ancora oggi. Donne pagate meno dei loro colleghi uomini per lo stesso lavoro. O donne che non riescano a far carriera, anche se ne avrebbero i titoli. Sono storie di discriminazione, difficili da comprendere e dolorose per chi le vive. Ce qui concerne la question de l'égalité entre les sexes, c'est un sujet qui est toujours débattu. Ce qu'on a constaté... Gli ultimi dati diffusi dall'Ufficio federale di statistica dicono che in Svizzera le donne guadagnano il 16,2% in meno sul salario medio e che circa la metà di questo divario non dipende da fattori oggettivi. Disparità salariale non spiegata, si chiama così nelle statistiche ed è lì che si annida la discriminazione. E così per motivi non spiegati le donne guadagnano 657 franchi in meno al mese, senza che si sappia veramente il perché. C'è chi ha fatto un calcolo, almeno per il settore privato. È come se le donne lavorassero gratis per 1 mese e mezzo all'anno. È come se il loro vero primo giorno di paga fosse il 13 febbraio, esattamente questa data, che ha anche un nome, Equal Pay Day, e che pochi conoscono. Alcune attiviste dell'associazione Business Professional Women fanno sensibilizzazione nel centro di Berna. Lei sa cos'è l'Equal Pay Day? Il giorno in cui le donne lavorano... Come che era? Equal Pay Day? No, per niente. Mai sentito? No, mai sentito. Equal Pay Day è un giorno simbolico, è un giorno di azione. Quindi domani sarà il giorno in cui noi signore cominceremo a percepire il nostro salario al pari dei nostri colleghi maschi. A Lugano, intanto, anche qui si fa sensibilizzazione. Molte donne ascoltano interessate. Molte donne, un solo uomo. Come a Berna, la disparità salariale sembra essere una questione tutto sommato poco nota o forse semplicemente sottovalutata. A volte non si vuol sapere, cioè si fa finta di non sapere o non si vuol sapere. Se la moglie guadagna di meno, sono meno soldi che arrivano in casa e quindi sono meno risorse a disposizione di tutta la famiglia. Come si fa a non essere consapevoli di questo problema? Anche perché per un salario equivalente a quello degli uomini, in Svizzera le donne si battono da ormai oltre 150 anni. Breve riassunto storico. La prima rivendicazione arriva nel 1873 al primo congresso operaio svizzero a Olten. Nel 1919 il Parlamento dice sì alla parità salariale nella legge. Ma poi il popolo va a votare e dice no. 1948 l'ONU proclama la Dichiarazione universale dei diritti umani che dice uguale retribuzione per uguale valore. No, dirà 5 anni dopo il governo svizzero, la parità salariale non sa da fare, troppo difficile da controllare. Passano i decenni, nella Costituzione federale viene infine scritto che uomo e donna hanno uguali diritti, compresa la parità salariale. Il popolo è d'accordo, vota sì, ma senza correre in massa alle urne. E non si correrà nemmeno per avere la legge che faccia rispettare questi principi. Bisognerà aspettare altri 15 anni. E oggi, che dall'entrata in vigore della legge sulla parità dei sessi, di anni ne sono passati 30, infine, sì, la disparità salariale generale è stata dimezzata, ma il problema no, quello c'è ancora.
Le donne continuano a guadagnare meno degli uomini e la metà del divario salariale resta adducibile a motivi misteriosi, non spiegati. La metà, proprio come anni fa. Qui non si fanno molti passi avanti. E nel Canton Ticino? Ecco la prima sorpresa, che emerge da una statistica basata sul salario medio, non pubblicata e che abbiamo ottenuto su richiesta esplicita. Il dato è ancora più marcato. Il divario non spiegato nel 2022 superava il 90% e nel 2024 era ancora dell'83%. Una disparità dunque quasi totalmente non spiegata. Questo dato sorprende anche noi e se non è spiegata è potenzialmente discriminatoria e quindi non va bene. Perché il Ticino ha una quota così elevata? Da un lato abbiamo comunque un mercato del lavoro con moltissime piccole e medie imprese, ci sono dei sistemi salariali meno chiari, meno trasparenti, nelle strutture medio-grandi abbiamo delle scale salariali fisse con dei criteri oggettivi, nelle strutture piccole è il datore di lavoro che può decidere quanto dare alla dipendente o al dipendente. Una questione che non può non interpellare il mondo economico ticinese e chi lo rappresenta. Un dato che emerge è che a livello cantonale la disparità risulta quasi totalmente non spiegata. Quale commento si può fare a questo dato? Evidentemente questo è un tema sul quale si impone una riflessione. Noi riteniamo che laddove ci sono delle regole, queste regole vengono anche mantenute, vengono anche rispettate. Ci sono anche delle situazioni che vanno sanzionate. Come mai abbiamo questi dati in Ticino così forti? Ma riteniamo che i dati presi a sé stanti non dicano la verità essenziale. Bisognerebbe poter confrontare veramente carriera con carriera, tempo di lavoro con tempo di lavoro e quindi avere dei dati certi su questi elementi. Questi sono i dati dell'Ufficio federale di statistica e anche dell'Ufficio cantonale di statistica. I dati sono paragonabili. I dati sono paragonabili, ma ci sono effettivamente differenze sul rilevamento e quindi se il rilevamento non è paragonabile o non è confrontabile perfettamente ci possono essere queste disparità. Io penso che non ci sono datori di lavoro che discriminano in maniera proprio mirata e volontaria. Spesso lo si fa perché si è vittima di stereotipi, di pregiudizi, di anche questi pregiudizi inconsci. Pregiudizi inconsci. In Ticino come nel resto della Svizzera, allora forse non è un caso se le vittime di datori di lavoro che violano la legge incorrono molto spesso in più discriminazioni contemporaneamente, come questa cameriera. Dovevo servire ai tavoli bassi. I piatti dovevo andarli a prendere al piano di sopra. Su e giù per le scale con i vassoi pesanti. Piegarmi di continuo. E così mi è venuto mal di schiena. Al piano superiore del ristorante c'erano 6 miei colleghi uomini. Nessuno mi ha mai aiutata. Dicevano che non era lavoro per loro, che era un lavoro da donne. Un giorno hanno dato la busta paga e senza volerlo ho visto che stipendio percepiva il mio collega. E mi sono accorta che prendeva più di me. Ero scioccata. Ho perso molti soldi, circa 35.000 franchi. In 4 anni di lavoro? Sì. Trattata male, ma non solo, anche pagata meno. Sembra essere un classico. La discriminazione salariale è una punta dell'iceberg. In realtà si tratta di una discriminazione un po' su tutti i fronti. Sì, esatto. Certe storie si trascinano per anni, partono da un luogo e non sai dove ti portano. E nemmeno quando. A volte parti da Berna, da un grande ospedale come l'Inselspital, combatti per 10 anni e poi ti ritrovi in Vallese, in un altro ospedale. Nathalie Urwiler, dottoressa anestesista, è fra le poche che parla pubblicamente del suo caso.
Volevo diventare professoressa di anestesia. Era il mio sogno. Una carriera che non ha potuto percorrere, a differenza dei suoi ex colleghi uomini. Loro hanno ottenuto il 20% di tempo per fare ricerca, io niente. Ed ero anche più formata di loro. Quando ho detto che volevo conseguire il titolo di docente privato, mi hanno domandato: perché tu? Non vuoi dei figli? E questo è stato un duro colpo per me. E nel novembre del 2013 sono diventata mamma. Mi hanno detto che una mamma deve stare col proprio bambino e non fare ricerca o insegnare a degli studenti. Non si fa. Ho presentato un reclamo per discriminazione perché non mi hanno lasciata continuare la mia carriera accademica e loro mi hanno licenziata senza neanche rispondere al mio reclamo. Questo è illegale. Già, se c'è una cosa che penalizza le donne lavoratrici, è questa. Eccola qui, una maternità seguita magari da un licenziamento abusivo. Succede a Berna come altrove in Svizzera e in Ticino ecco la seconda sorpresa. Il cantone anche qui spicca in classifica. In Ticino le discriminazioni rientro al congedo maternità sono frequenti. Ci sono anche nel resto della Svizzera, però penso che sia una questione più ticinese. Le discriminazioni avvengono al secondo o terzo figlio, quindi una madre che ha più figli non riesce più a lavorare, quindi viene straniata dal mondo del lavoro. In Ticino più che altrove? In Ticino più che altrove. Lei conferma questa particolarità? In effetti alle nostre latitudini questo è un problema più frequente che in altri cantoni. Cosa dice la Camera di Commercio davanti a questa specificità del Ticino per cui ci sono più licenziamenti che altrove dopo la maternità? Ma direi che questo io penso che non sia un fenomeno da attribuire solo al Ticino, ma probabilmente è generalizzato ed è da stigmatizzare appunto perché evidentemente il ruolo della donna è anche quello di poter contribuire alla crescita demografica e quindi di procreare, e questo anche per l'economia è un aspetto estremamente rilevante. Noi abbiamo bisogno che ci siano nascite, ci siano nuovi i giovani che possano comunque sostituire coloro che vanno in pensione, e il ruolo della donna è anche questo, per fortuna dico io. Il ruolo delle donne appare sempre un tema centrale e il rapporto fra maternità e lavoro una questione non proprio risolta, ed è difficile anche parlarne, soprattutto a viso scoperto. Una delle testimonianze reali che abbiamo raccolto, la prossima, l'abbiamo ricostruita con l'intelligenza artificiale proprio per garantire l'anonimato della vittima, che dopo anni di lavoro in azienda... Avevo già un figlio e a un certo punto rimango incinta del secondo. Io non avevo chiesto né di avere un congedo maternità più lungo, né di rientrare con un tempo di lavoro ridotto. Partorisco e verso la fine del mio congedo maternità vengo informata che il mio posto di lavoro non sarebbe stato confermato, mi venivano concessi 6 mesi per trovare qualcos'altro. Chiedo dei chiarimenti, non mi vengono dati, io rimango scioccata da tutto questo, mi metto in discussione, rianalizzo nel dettaglio ogni momento sul posto di lavoro, ricordo complimenti e non riesco a darmi una ragione. Quindi in quel momento io so che con il secondo figlio non ho più il mio posto di lavoro, ma nessuno mi dice davvero perché. A denunciare sono in poche. Più spesso le donne subiscono o cambiano posto di lavoro, un fatto noto a livello nazionale, ma anche su questo punto il Ticino ha un primato. Le denunce sono decisamente più rare che in altri cantoni e sono rari perfino i tentativi di conciliazione prima di arrivare in tribunale. Abbiamo 3-4 cause ogni anno all'ufficio di conciliazione e sono pochissime, potrebbero davvero essere molte di più. Purtroppo questi uffici, non solo da noi ma in particolare nel nostro cantone, sono veramente poco conosciuti sia dagli avvocati e avvocate, sia dai professionisti e sia dalle lavoratrici e dai lavoratori.
E se non si raggiunge un accordo in conciliazione, la battaglia legale che segue può rivelarsi molto pesante, senza esclusione di colpi. Mi rendo conto che ho una protezione giuridica che faceva in modo che le spese giuridiche venivano coperte dall'assicurazione. Questo è l'elemento essenziale e decido di combattere. I toni sono subito molto accesi, l'avvocato della controparte molto aggressivo, ha scritto minacciandomi, dicendomi che sapeva in che ambito lavoravo e che avrebbe fatto in modo di mettermi in difficoltà con eventuali altri datori di lavoro. Mi hanno licenziata e allora ho cercato lavoro in altri ospedali. Un giorno, durante un colloquio, un nuovo datore di lavoro che già conoscevo mi dice: «Senti, mi hanno chiamato da Berna e mi hanno detto di non assumerti perché hai un pessimo carattere». Questo mi ha aperto gli occhi. Sono andata in macchina e ho pianto molto. E ho deciso che era il momento di dire basta. Pregiudizi culturali, discriminazioni, minacce. Quello contro cui si battono le donne da più di un secolo sembra di ritrovarlo tutto concentrato anche nelle singole storie personali. Ma come mai siamo ancora a questo punto? Cos'è che non funziona? C'è chi punta il dito sulla mancanza di sanzioni. La legge sulla parità non le prevede per chi la viola. Solo risarcimento, non ci sono sanzioni. Non è previsto null'altro. Non esiste un registro, non è previsto, quindi un'azienda potrebbe discriminare, continuare a farlo, perdere delle cause, pagare un'indennità e poi ricominciare senza problemi. Io posso stabilire degli obblighi, ma se poi il datore di lavoro che non li ottempera non viene sanzionato, capisce che l'efficacia della legge è un po' mozzata. La legge sulla parità per molti andrebbe aggiornata, corredata da più obblighi e misure. Ma c'è opposizione da parte degli imprenditori che difendono i propri interessi da un ufficio di Berna, proprio a pochi passi da Palazzo Federale. Buongiorno. Piacere. Possiamo... Certo. Negli anni si è capito che le misure coercitive non sono ben accette dagli imprenditori, no? È ancora così, immagino. Sì, sicuramente così. Non sono le leggi che portano a dei cambiamenti, a delle modifiche in azienda. Invece di introdurre più leggi, più sanzioni, dobbiamo sensibilizzare, quello è importante. Non è accettabile che ci sia una discriminazione. Maggioranza delle imprese rispettano, riflettono e quindi la situazione lì sono convinta che migliora. Una cosa è cambiata però negli ultimi 30 anni. Dal 2020 alle aziende svizzere con più di 100 dipendenti è stato imposto per legge di verificare se al proprio interno ci fossero disparità di genere. Ma l'esperimento è riuscito a metà, perché 5 anni dopo... Nel 2025 è emerso che la metà delle aziende non ha svolto questa indagine. Ma come mai? Questo obbligo di fare queste analisi è entrato in vigore in un momento molto difficile. Eravamo in pieno Covid, se si ricorda. Era una nuova legge, non tutti sapevano che c'erano 3 obblighi, non solo farla e rispettare l'uguaglianza e farlo controllare, bensì alla fine anche farlo vedere il risultato ai collaboratori. Questo è sicuramente il punto principale. Dobbiamo migliorare l'informazione del personale. Alcune aziende al di sopra di 100 dipendenti devono fare un'analisi salariale. Nonostante un datore di lavoro decide di non fare questa analisi salariale, non incorre nessuna sanzione. Dal mio punto di vista questo rende la legge meno efficace. Nel Canton Ticino però c'è una norma in più e riguarda anche le aziende più piccole con almeno 50 dipendenti. In Ticino, quando si partecipa a una commessa pubblica, è obbligatorio sottoscrivere l'autocertificazione della parità salariale, una dichiarazione del datore di lavoro, quindi non deve basarsi per forza su un'analisi. Noi poi andiamo a verificare
alcune di queste aziende. Sono annualmente estratte a campione tra le 8 e le 10 aziende. Quante aziende hanno commesse pubbliche all'anno in Ticino? Sono tantissime, sono migliaia. 8 controlli per migliaia di aziende. Purtroppo sì. Le aziende in cui c'è disparità salariale, probabilmente una minoranza, sono comunque molto problematiche per chi ci lavora, perfino anche quando i rapporti professionali si sono rotti e anche se alla fine sono state chiamate a risarcire le dipendenti. Mi è successo in un momento che avrebbe dovuto essere un momento di gioia, all'arrivo del mio secondo figlio, e invece è stato un periodo estremamente duro. Andavo a spasso col passeggino e piangevo, e quei primi mesi di vita di mio figlio nessuno me le potrà mai restituire. E nel gennaio del 2024 il tribunale ha detto... Ha detto sì, che sono stata discriminata, che non ho avuto le promozioni come i miei colleghi uomini e che questo ha influito sul mio stipendio. Ho speso circa 500.000 franchi per questa battaglia legale. E tutti di tasca mia. Molte donne non denunciano perché finanziariamente è una catastrofe. Ho vinto in tribunale. Il ristorante ha dovuto risarcirmi per la disparità salariale che ho subito. Hanno pagato una prima rata, dopodiché hanno chiuso, hanno dichiarato fallimento e non ho più ricevuto nulla. Sono la vittima un po' in tutti i sensi. Battaglie vinte, ma con l'amaro in bocca, e spesso una fatica e un dolore che si perpetuano per anni, in un contesto in cui la parità salariale resta ancora forse soltanto un miraggio. Quando è che ci arriveremo alla parità salariale? Spero presto, ma c'è ancora tanto lavoro. Non so se ci arriveremo mai, purtroppo. Se andiamo avanti così non arriveremo mai. Ci arriveremo quando? Il momento quando ogni donna guadagna quanto guadagna ogni uomo, non penso che sia reale. I più ottimisti sono gli autori di un rapporto commissionato dal World Economic Forum di Davos. Nel mondo, per arrivare alla parità salariale fra uomo e donna, ci vorranno soltanto ancora 122 anni. Beh, speriamo ci voglia qualche anno in meno, ce lo auguriamo decisamente. Buonasera e benvenuta Maria Luisa Parodi. Buonasera, grazie per l'invito. Che è economista e co-direttrice di Equilab, un'associazione che si occupa anche di cercare di conciliare vita e lavoro. Abbiamo sentito tante cifre, concentriamoci su due. Una è quella che fa parlare molto, questi 657 franchi per i quali non c'è una spiegazione. È associata all'altra, oltre 1300 che diciamo, hanno anche delle spiegazioni. Ecco, commentiamo queste due cifre. Allora, la differenza non spiegata naturalmente è la più grave, non c'è dubbio, perché è quella che non si può associare a nessun altro requisito o criterio ed è chiaramente implicitamente l'oggetto di una violazione di legge, certo. Che sia la Costituzione, legge parità, non è che ci manchino le basi legali. Però ecco, quello che non dobbiamo dimenticare è che non è quello che manca solamente ogni mese nel portafoglio di una donna, sono 1364. Ecco, che è un po' diverso, no? E trovo che questa narrativa che noi abbiamo avuto per molti anni su differenza spiegata e non spiegata non abbia veramente come dire, servito bene la causa, perché alla fine ha perpetuato una serie di stereotipi, per cui per esempio la differenza, quella spiegata, sembra che sia poi l'oggetto e il risultato di scelte femminili, ma che non sono delle scelte femminili. Ecco, chiariamo questo punto perché magari non è semplicissimo. Spiegata vuol dire le donne fanno dei lavori retribuiti meno, quindi è normale che il loro salario sia più basso. Oppure le donne lavorano part-time e quindi è normale che loro... E lei cosa contesta di questo? Io contesto che non sono scelte femminili vere e proprie, ma sono il risultato di una, diciamo,
segregazione occupazionale, un fenomeno molto noto, per cui originariamente a causa del diverso impegno di cura che uomini e donne hanno, le donne sono incanalate verso certi percorsi. No? Cioè non sono delle scelte autonome. Assolutamente, assolutamente. Quindi i 657 franchi, ripeto, sono molto gravi. E poi vedremo il dato del Ticino, certo, che è ancora più grave. Ma non dobbiamo dimenticare che la differenza salariale è molto più ampia. Certo. Prego. E se poi ragioniamo sull'intera vita lavorativa, noi poi non parliamo più di 16-17%. Il divario retributivo di genere in Svizzera su tutta l'arco della vita professionale è quasi il 40%. Certo. Andiamo su questo dato, che diciamo quello che fa scalpore. Perché si finisce lì? Cioè, perché una donna, visto che non ci sono spiegazioni, finisce col ricevere meno di un uomo? Perché non sa far valere i propri diritti quando firma un contratto, perché non sa negoziare, o perché dall'altra parte c'è qualcuno che tende ad attribuirle sistematicamente la parte inferiore della forchetta possibile salariale? Ecco, questa narrativa per cui le donne non saprebbero negoziare o non saprebbero scegliere bene i loro percorsi, eccetera, fa parte appunto di una, come dire, un tentativo di considerare le donne come la parte della popolazione che deve essere aggiustata, anziché porre l'attenzione su un sistema che deve essere aggiustato, che ha bisogno di diventare più equo, perché anche se noi, per esempio, ci rapportiamo a come sono cambiate le generazioni, come sono cambiati i modelli familiari, come sono cambiati i modelli anche della formazione, no? Certo. Non è più possibile pensare ad un modello in cui le donne preferiscono, o noi siamo convinti che preferiscano avere cura solo dei figli e non ambire ad altro, con tutto il rispetto naturalmente per chi fa questa scelta, che deve essere una scelta libera. Certo. E sulla base di una serie di ipotesi, io credo anche che si facciano appunto che si offrano delle opportunità diverse a uomini e donne. E inconsciamente abbiamo sentito parlare di stereotipi inconsci, per esempio, ma adesso forse dovremmo cominciare a ragionare in maniera più razionale nel 2026, anche perché appunto magari ricordiamo anche che non è più sufficiente un solo salario in famiglia, 2 sono diventati non più un lusso ma una necessità. Ecco, abbiamo sentito in proposito qualcuno, una donna nel servizio, dire: ma in fondo se una donna è pagata di più, sono più soldi che arrivano in famiglia. Come dire, un principio logico come dire, che sembra condivisibile tout court, insomma, certo. E invece si fa fatica a far passare questa equazione. Perché si fa fatica? Ma perché intanto vorrei aggiungere anche certo. una sfumatura a questa affermazione. Non solo arrivano più soldi in famiglia, ma è molto ben dimostrato che lo stipendio delle madri, quando è equo, ha un effetto moltiplicatore anche sulle opportunità che vengono poi offerte ai figli. E quindi è un benessere collettivo noi di cui ci stiamo privando, non solo un benessere di una singola famiglia. Le politiche, come dire, che pensano alla famiglia sono ancora molto incentrate sulla, appunto, come dicevo prima, su un modello molto ormai superato. Ecco, quindi pensiamo solamente a quello che è successo a alcuni paesi del nord, no? Quando alcuni paesi del nord hanno cominciato a ragionare su politiche familiari che mettessero in risalto la necessità di dare, come dire, per esempio la natalità, no? Spingere la natalità attraverso indirettamente l'empowerment femminile, hanno avuto molto successo. Noi invece cerchiamo di, come dire, ragionare su un concetto per cui proviamo a mettere le donne di fronte alla scelta tra lavorare o avere dei bambini, e questo ci porta molto poco lontano, anzi ci fa andare molto indietro. Ecco, forse un esempio chiarificatore in questo senso potrebbe essere la questione dei tempi parziali, no? Certo. Sappiamo che i tempi parziali sono necessari. Prima di entrare in studio io dicevo i tempi parziali servono alle donne in modo che se hanno dei figli da gestire possono comunque lavorare. In verità il passo che dovremmo fare tutti assieme come società è quello di fare in modo che forse le coppie abbiano dei tempi parziali. Ma assolutamente, e vedremo sempre più questo confronto con le nuove generazioni e credo che le aziende se ne stiano anche rendendo conto.
le nuove generazioni non hanno la distinzione di ruolo di genere che avevamo per esempio nella nostra. E per un'azienda naturalmente diventa proprio strategicamente un errore molto importante non considerare che appunto non si deve più rinunciare a delle giovani donne molto ben formate, per esempio escluderle, come dire, dare meno opportunità, ma nemmeno si può rispondere negativamente ad un giovane padre che desidera più tempo per la famiglia, perché queste saranno le aspettative con cui ci confronteremo. Ecco, la realtà, abbiamo detto prima, lei è co-direttrice di Equilab, quindi voi fate anche consulenze, la realtà oggi è che, l'abbiamo anche visto nel servizio, rientrare dopo una maternità è difficile, l'abbiamo sentito, ci sono le testimonianze, si viene licenziati dopo una maternità. Ecco, questo credo che è un punto che va denunciato in modo chiaro, insomma, no? Noi Equilab abbiamo un doppio osservatorio. Se pensiamo alle consulenze individuali, e la mia collega nel servizio l'ha anche abbastanza ben espresso, davvero ci sono dei grandissimi motivi di preoccupazione, perché i casi di licenziamento dopo la maternità sono ancora davvero troppi, incoerenti con il tempo in cui viviamo. Se guardiamo invece dal punto di vista delle aziende, noi vediamo qualche segno, diciamo, di speranza. Per esempio il signor Gheri nel suo intervento diceva che la maternità deve essere considerata un valore economico. A me sembra un valore strategico, perché appunto, come dicevamo prima, dobbiamo fare un ricambio generazionale importante, dobbiamo accogliere queste nuove generazioni che hanno delle visioni molto differenti, ma abbiamo anche, la necessità di sfruttare al meglio il capitale umano disponibile, anche se sfruttare è una cattiva parola, ma ci capiamo. Ecco. Quindi abbiamo un po' questa fortuna o sfortuna di vedere il Ticino da due punti diversi, ma i 657 franchi e quella differenza non spiegata, che è quasi il 90%, o adesso è diventata l'80%, mi pare di ricordare, rispetto alla Svizzera, non deve più lasciare spazio a riflessioni, pensate, chissà come mai, chissà perché. È il momento di affrontare questa questione seriamente, credo. Abbiamo 30 secondi per chiudere. Abbiamo sentito che non sono previste sanzioni, non ci sono dei registri, le aziende non fanno le verifiche. C'è qualcosa da cambiare in una battuta a livello legale o gli strumenti ci sono e vanno solo implementati? Ma io trovo molto difficile da comprendere come mai una legge così importante e necessaria non abbia un meccanismo sanzionatorio. Trovo anche necessario che tutto, diciamo, l'ambiente giudiziario, no? Si formi un po' meglio rispetto a queste discriminazioni, a interpretare queste circostanze. Cioè quando uno fa una causa che venga accolta nel modo giusto. Abbiamo bisogno di formarci un po'. Grazie mille Maria Luisa Parodi per essere intervenuta a Falò questa sera. Grazie. Allora, noi